Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo appuntamento del Grand Central Literary Festival, che è anche l'ultimo di questa prima parte dell'edizione estiva. Per un finale in grande stile, questa sera avremo ospite il professor Mario Cognitore, qui alla mia destra. Ciao Mario, grazie di essere qui con noi. Mario presenterà il suo libro Viaggi coloniali, politica, letteratura, tecnologia in movimento tra 800 e 900. A dialogare con l'autore abbiamo l'onore di avere qui Vittorio Piero Bon, che ringrazio di essere qui. Vittorio, già un amico, già protagonista del nostro festival, questa sera di nuovo qui con noi per condurre appunto la presentazione del libro. Come sempre ringrazio chi ci segue anche da casa tramite il gruppo di Mestre Mia, di cui ringrazio ovviamente il presidente Andrea Sperandio per essere con noi ogni mercoledì pomeriggio, e passerei direttamente la parola a Vittorio che introduce l'opera di Mario. Buon ascolto a tutti e buon proseguimento. Grazie e buongiorno a tutti. Sono contento di essere ancora una volta qui perché personalmente apprezzo molto questo luogo e questo ciclo di incontri che con tanta passione Silvia organizza da un paio d'anni. Dobbiamo parlare come sempre di un libro un po' particolare, intanto forse meglio dare già una categoria perché il libro è molto generico. Questo è un saggio anche piuttosto denso, ricco di informazioni e soprattutto ricco di spunti per farci riflettere, per farci pensare su un periodo che nell'immaginario, alla fine del periodo del colonialismo, viene visto come un periodo anche abbastanza... Noi lo vediamo come ce l'hanno rappresentato i film, come ce l'hanno rappresentato tanti libri, quindi l'Europa che andava a prendersi un po' di mondo, andava a governarlo, forse andava anche a portare un po' di civiltà, perché all'epoca, fino a pochi anni fa, non all'epoca, tutte quelle terre che sono state oggetto di colonialismo venivano considerate terre selvagge e la popolazione non veniva spesso considerata al nostro livello, anzi proprio il termine che si dava parlando degli africani fino a pochi anni fa, diciamo la verità, perché io lo ricordo quando andavo a scuola, i selvaggi erano quelli. Ecco, Mario Cognitore non serve che lo presenti, ma invece lo presento, almeno con due parole. Mario Cognitore è professore, dottore in filosofia, autore di numerosi saggi, libri e pubblicazioni, docente a Can Foscari e all'Università Sant'Anna di Pisa. Ma il Cognitore ogni tanto esplora qualche mondo e lo fa con grande profondità, con grande capacità. In questo caso il mondo che esplora è quello del colonialismo, concentrato in una fascia temporale ben precisa, perché il colonialismo è stato un fenomeno, direi anche una tragedia, che si è sviluppata nel corso di parecchi secoli. Mario pone l'attenzione su un periodo ben ristretto, che è quello che va dalla fine dell'Ottocento ai primi decenni del Novecento, quello del colonialismo imperiale, che è stata l'ultima fase, quella forse anche più violenta, più tragica, che poi ha avuto come preludio la lenta liberazione di queste terre e la cosiddetta libertà per questi popoli, anche se poi, e forse lo vedremo dopo, anche una volta usciti dal gioco colonialista, queste popolazioni poi tanto libere non sono state, tanto in grado di autogovernarsi non sono state, perché non si può dall'oggi al domani dire un popolo oggi si è libero che arrangi tu. Vediamo cosa è successo in Afghanistan, non è che la democrazia si possa importare con i cannoni facendo delle elezioni dove la gente non sa cosa vota e mette un dito su un inchiostro per firmare. La democrazia è un processo, la libertà, l'autodeterminazione sono processi che richiedono tempo, che richiedono aiuto. Invece questi popoli l'aiuto non hanno mai avuto, hanno solo avuto violenza di tutti i tipi.
Allora, entriamo nel libro e poi vorrei parlare poco perché io quando dialogo con gli autori ritengo che la gente sia venuta per sentire i contenuti del libro, quindi per sentire cosa vogliono raccontare e spiegare gli autori del libro. Quindi mi accingo a lasciare la parola a Mario. Voglio solo dire che questo libro, tanto per capire un attimino un po' meglio come è strutturato, tratta il colonialismo in 3 aspetti diversi. Uno è il colonialismo nella sua essenza, cioè cosa è successo nelle colonie, e lo fa attraverso una serie di testimonianze, soprattutto nel primo capitolo. Tra l'altro di quel capitolo Mario ha dato un simpatico metodo per distinguere queste varie parti del libro, ha usato terminologia musicale. L'introduzione diventa più e dopo c'è il movimento lento, allegro, l'adagio, cioè tutte terminologie musicali, perché lui ha anche un grande pittore musicale. C'è il primo, è quello che si fa vedere attraverso gli occhi di un grande personaggio inglese, Roger Casement, un inglese che aveva il compito di essere un po' l'osservatore per la regina, quindi doveva vedere come si comportavano le colonie e ci dava una descrizione pazzesca. La seconda parte invece è un po' più letteraria e ha scelto come personaggio guida di questa parte Guido Schreiber, un grande scrittore che ha raccontato di viaggi, che ha descritto popoli, che ha descritto ambienti e come sappiamo Guido Schreiber non si è mai mosso nella Verona. Tutto quello che ha scritto non l'ha visto, ma l'ha visto dalla lettura e va portato nei libri, un po' come ha fatto Giulio Verne su altri libri. Il terzo capitolo è quello dedicato alla costruzione della ferrovia e poi vedremo la ferrovia in Africa, quella che da Brazzaville, dalla capitale del Congo, arrivava fino all'oceano. Per noi ferrovia è sinonimo di progresso, di civiltà, la ferrovia porta teoricamente anche il benessere. Non è stato così per le popolazioni africane che invece con la ferrovia hanno solo visto morte. Ok, allora detto questo, è stata una presentazione molto frastagliata e probabilmente nemmeno così chiara per chi non ha letto il libro. Vorrei chiedere, partendo dalla domanda che in genere faccio agli autori dei libri: perché hai scritto questo libro, che è nato da una tua ricerca all'Università di Sant'Anna a Pisa, assieme alla professoressa Barbara Erli, che ha anche curato la presentazione del libro. Ma perché tu, Mario, hai deciso nel 2022 di parlare del colonialismo che è avvenuto negli anni fino all'Ottocento e primi del Novecento? Grazie Vittorio per questa sussultuosa presentazione, anche troppo, e naturalmente grazie a Silvia e a Mestre Mia. Allora, il libro nasce perché da un'idea di Barbanelli, nel senso che si era deciso di fare un seminario come dire, che si occupava di colonialismo e soprattutto di sguardi imperiali, questo era il tema. Coniugando più discipline, quindi c'è chi è intervenuto sul storia dell'arte, chi si è occupato di cinema, chi di letteratura, e la parte storiografica più o meno sono di quelle che sono occupato io. Quindi nasce per questo seminario fatto per gli studenti del Sant'Anna di Pisa e si doveva certamente parlare di colonialismo e dell'avventura coloniale europea in giro per il mondo. Forse non solo europea, ma io di questi sto parlando, cioè io quando dico Occidente in questo caso mi riferisco al contesto europeo, cioè il vecchio continente che si muove, va in viaggio, c'era già andato anche nel Settecento, pensa al Grand Tour di Goethe, degli intellettuali borghesi, della buona borghesia europea che, come dire, attraverso il viaggio trovano una forma di conoscenza crede di trovare una forma di conoscenza del mondo, girano più in Europa che negli altri continenti. Successivamente si tratta di andare a rapinare, perché faccio una sintesi, chiedo scusa, le terre d'oltremare per ricavarne quanto più possibile dal punto di vista delle materie prime e non soltanto. Quindi questa era la logica che animava gli
gli stati europei. Tra l'altro governi molto spesso in conflitto tra di loro, e poi ci andavano ad avere il conflitto durante la prima guerra mondiale, per la prima volta in un massiccio, che trovano attraverso l'occupazione di terre popolate da indigeni che vengono per lo più eliminati, quando non riportati all'ordine europeo, culturale, linguistico, perfino e politico. Bene, quindi questo è quello che fanno gli europei: occupano territori e naturalmente li occupano essenzialmente per sfruttare, per cavarne quanto più possibile dal punto di vista economico. Quindi non è tanto che ci vanno politicamente, ci vanno culturalmente. Parto da quello che dicevi prima, e cioè dal fatto che quando segnalavi come io abbia diviso, abbia tripartito sostanzialmente, come se si trattasse in realtà di un'opera lirica. Ora, l'opera lirica nell'immaginario europeo spesso si occupa, pensate soltanto alla Ida di Verdi, di tutto ciò che è altro dagli europei, no? E siccome questo entra specificamente nell'immaginario collettivo e diventa una maniera con la quale gli europei interpretano anche la presenza di altre culture, delle quali normalmente tendono di impossessarsi, mi sembrava interessante anche dare questo piccolo contributo di carattere generale, cioè quindi di parlare di immaginari, e l'opera lirica, Verdi in particolare, parla proprio di questo. Parla di che cosa? Di quello che Edward Said, grande intellettuale palestinese materializzato americano, ha scritto in un libro del 1987, se non ricordo male, che si chiama Orientalismo. Cioè, quindi questo modo che hanno avuto le culture occidentali, la cultura occidentale, di proiettare nelle terre degli altri, no, il loro immaginario, fino a far diventare anche gli altri qualcosa che doveva comunque assomigliare molto agli europei. Questo è il concetto di civiltà che ha l'Occidente, quindi occupazione di territori altrui e soprattutto subordinazione delle popolazioni che abitano lì, e in qualche modo manipolazione dell'identità del nativo. Parlavamo prima dell'Algeria, e su questo molto è stato scritto, molto è stato detto, nel senso che vi sto indicando appunto. Gli europei viaggiano per conquistare, e poi devono fare i conti con le realtà che incontrano durante questi viaggi. Molto spesso lo fanno con testimonianze anche forti rispetto a ciò che vedono o a ciò che sta succedendo, no? Ed è per questo che ho pensato a Roger Casement per la prima parte, cioè quando parlo della politica in movimento. Roger Casement è stato un diplomatico di altissimo rango, che a un certo punto viene spedito nel Congo belga, porzione enorme di territorio affidata dopo il 1884 alle cure di Leopoldo II, viene chiamato Stato Libero del Congo proprio perché diventa un possedimento personale del re, e all'interno di quel territorio si crea una zona franca dentro la quale ne succedono naturalmente di tutti i colori, e fondamentalmente serve al Belgio per ricavare quanta più gomma possibile. La gomma all'epoca naturalmente era già diventato un prodotto industriale, sarebbe servito sia nelle industrie che nella stessa vita quotidiana. Pensate soltanto alle biciclette e quando Casement va nel Congo, c'era già andato perché era un esperto d'Africa in qualche modo, ritorna e ha il compito specifico di andare a vedere cosa sta succedendo, e quindi denuncia il famoso rapporto sul Congo, che poi lui scrive in nome per conto del governo inglese, quindi insomma sta la regina. Diventa una denuncia piuttosto lucida di tutto ciò che sta succedendo, delle violenze che lui vede perpetrare continuamente, giorno per giorno. Interessante la figura di Casement proprio perché Casement rappresenta un occidentale che è perfettamente convinto di della missione che deve adempiere, che
enuncia naturalmente gli orrori che vede, ma che contemporaneamente resta assolutamente convinto, e questa è la mentalità occidentale che non cambia, resta assolutamente convinto che si trattasse comunque di popolazioni che andavano educate alla civiltà occidentale, non massacrate, ma comunque evidentemente inserite in un circuito virtuoso, economico, ma anche sociale, ma anche culturale, che doveva rappresentare in tutto e per tutto la cultura civilizzatrice dell'Occidente, di cui anche lui si sente in qualche modo rappresentante. Questa è una contraddizione interessante del personaggio che disvela tutta un'epoca oltre che una cultura. Continuo a raccontarvi di Casement per raccontarvi le vicende di questo personaggio davvero affascinante e molto particolare. Dunque Casement, come avrebbe detto Mary Louise Pratt, che ha scritto un libro molto interessante sulle questioni coloniali, aveva una caratteristica particolare, non è l'unico occidentale ad averla, è un uomo col trattino, vale a dire in inglese in generale Fanatic Man, è un uomo col trattino, che non è soltanto inglese, è inglese di adozione, ma in realtà di origine è irlandese, quindi lui è anglo-irlandese, esattamente come Conrad era anglo-polacco, e quindi ha in se stesso almeno due visioni del mondo, e quella irlandese la scopre in tale maturità, ed è per questo che proprio in pieno conflitto mondiale nel 1916 decide di mettere in piedi una brigata di irlandesi che avrebbero dovuto combattere contro la Gran Bretagna per liberare l'Irlanda, e a questo punto viene accusato di alto tradimento, perché in realtà prende contatti con il Kaiser e quindi con il governo tedesco, viene catturato mentre sta portando armi per rinforzare la sua brigata irlandese, appunto, e poi viene accusato di alto tradimento, a questo punto impiccato nel 1916 nella prigione di Pentonville. Quindi pensate che fine fa prima rappresentante critico della cultura occidentale, e poi addirittura uno di quelli che si mette in contrasto proprio con il governo che l'aveva fatto diventare un diplomatico, come dicevo prima, appunto di altissimo livello. Ecco, Roger Casement è davvero la rappresentazione plastica, fisica della cultura occidentale, così piena di contraddizioni, talmente piena da non riuscire neanche a risolverle, e quindi la sua avventura si conclude qui, tragicamente. No, volevo aggiungere nella vicenda Casement che lui aveva un segreto, come lo scrivi nel libro. Te lo lascio dire a lui. Ecco, poi Roger Casement, questo per dirvi delle contraddizioni della cultura occidentale e della mentalità occidentale, Casement ha un problema enorme per l'epoca, cioè che è omosessuale. E quindi su questo si costruisce tutta la campagna internazionale di discredito di tutto il suo lavoro di diplomatico, pubblicando, sembra ad opera dei servizi segreti inglesi che già all'epoca funzionavano egregiamente. Come sapete, i britannici quanto a spionaggio e controspionaggio poi sono loro che insegnano agli americani durante la seconda guerra mondiale. Pubblicano questi Black Diaries nei quali addirittura si denuncia queste liste che Casement avrebbe lasciato di incontri galanti con ragazzi di colore, ogni volta si spostava nelle tappe dei suoi viaggi africani, con addirittura la cifra del pagamento della prestazione. E questo per dirvi che cosa sono capaci di fare gli europei quando si tratta di massacrare perfino uno di loro. Emblematica quindi da questo punto di vista la figura di Casement. In questa prima parte appunto discuto della politica occidentale nei confronti delle colonie, delle varie colonie. Il libro in realtà si occupa dell'Africa, parlo molto poco di tutto il resto del mondo, alla fine mi sono accorto che sostanzialmente il focus poi finisce per essere lì. Siccome il lavoro doveva essere, quello fatto originalmente a Sant'Anna, interdisciplinare, si trattava di ragionare anche poi di letteratura. Il contributo che ho cercato di dare è stato quello di lasciare un'analisi veloce. Io uso testi ampiamente conosciuti e di studiosi molto più intelligenti e bravi di me, e quindi pesco da loro in qualche modo e ragiono sui vari
sulle varie questioni. Un'altra cosa, dunque, l'opera lirica, come vi ho detto, un'altra caratteristica, diciamo, del colonialismo è stata anche quella di avere scrittori, quindi narrativa, romanzi, che si occupano del tema particolare. Molto spesso si è parlato anche troppo di Joseph Conrad, che sicuramente ha lasciato un grande contributo, ma non certo l'unico. Si trattava di capire il romanzo coloniale che tipo di testimonianze ci lascia. A questo punto mi è sovvenuta la figura di Emilio Salgari, del quale si parla sempre molto poco e molto spesso a proposito. Sto facendo una sintesi, quindi mi scuserete. Emilio Salgari non è affatto un autore di libri per ragazzi. Intanto è un autore di libri per ragazzi e per ragazze, perché come testimoniano i Salgari d'Italia che ho consultato, perché esiste il gruppo di Dario Gallo, è uno di quelli forse più importanti, aveva tra i suoi fans numerose ragazze, è molto interessante come dato d'epoca. Emilio Salgari scrive di letteratura, naturalmente è un grande autore, un grande scrittore che porta la prospettiva italiana dell'epoca di un piccolo borghese che vive tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Come sapete nel 1911 poi si suicida in maniera tragica a Torino, perché probabilmente pensa che il suo contributo al mondo sia terminato in qualche modo, e lascia una notevolissima fila di romanzi, perché è stato un grande scrittore quasi compulsivo, e ci racconta dell'approccio, anche dell'approccio coloniale, attraverso i suoi personaggi, dell'approccio coloniale non europeo sicuramente, ma certamente anche italiano. Fosse colonialista o anticolonialista, io adesso questo non saprei dire, probabilmente era colonialista, nel senso che lui è stato anche giornalista, quindi è un tuo collega per me. Quando scrive come giornalista ha l'atteggiamento classico dell'Italia umbertiana o di fine Ottocento, che è assolutamente antifrancese e anti-inglese, e che guarda anche con un certo occhio, con una certa simpatia all'eventuale presa coloniale dell'Italia, magari nel Nord Africa, in Libia, in Etiopia, quindi non è esattamente contrario al colonialismo, magari declinato in forma democratica, ma non c'è una forma democratica per il colonialismo, questo lo sapete sempre lui, tutta la questo è quello che ci racconta nei suoi articoli. Pure contemporaneamente crea grandi personaggi, io che sono cresciuto con Sandokan, specialmente con Sandokan televisivo, che sono assolutamente dei ribelli, che quindi vivono in una dimensione assolutamente anticoloniale e soprattutto aggrediscono quando possono le guarnigioni inglesi, tant'è che anch'io da bambino ne ho aggredite parecchie le guarnigioni inglesi. No, è interessante, quello che voglio dire è che nel mio immaginario a questo punto, attraverso specie di Sandokan televisivo, non tanto per i belli quanto gli Hannes mi piaceva molto Leroy, che è stato un grande interprete secondo me, almeno nel mio ricordo di ragazzino. Quindi anch'io in qualche modo cresco con una mentalità, come dire, anticoloniale, che però è filtrata attraverso i romanzi di uno scrittore italiano che ha come prima preoccupazione quella di mantenere la famiglia, quindi scrive quanto può e viene anche sfruttato abbastanza da questo punto di vista. E poi è ridotto in qualche modo a come dire, simulacro di uno scrittore, perché si occupava di letteratura per ragazzi, invece no, si occupava di letteratura appunto. Poi certo ha avuto parecchio successo con le generazioni di giovanotti e giovanotte, ve lo ricordo in modo. Qui attecchisce anche sulle donne, che è molto significativo. Quindi è il romanzo coloniale letto essenzialmente attraverso la prospettiva salgariana. Anche qui non si sfugge dalla propria cultura di provenienza. Siamo e cresciamo in un panorama, in un paesaggio linguistico, antropologico, culturale che ci condiziona a essere in un certo modo. Se tu, questo non lo dico io, lo dice Claudio Gallo, comunque riprendo questa osservazione, se tu leggi la descrizione che dà di Sandokan, proprio nel romanzo di Sandokan, Tigre Malese, se non ricordo male, comunque, in realtà mi descrive un colto e raffinato borghese di fine Ottocento, con la differenza che abita e vive nel sud-est asiatico. Ma l'impronta è quella. La casa in cui lui sta, piena di columine, scimitare,
cassettante, oggetti finamente intagliati, potrebbe essere tranquillamente la casa di un ricco borghese inglese, londinese piuttosto che parigino. Quindi vedete come il modello culturale poi passa anche nei suoi personaggi. So che l'ambientazione è molto ricca, il contesto è ricchissimo, poi magari scriveva consultando almanacchi, effemeri, enciclopedie, perché aveva tutta una serie di quaderni nei quali segnava tutta la vegetazione, per esempio, in una determinata zona del sud-est asiatico. Quindi è per questo che quando scrive, l'ho imparato adesso, cioè l'ho capito adesso, quando scrive ti porta lì, perché lì lui ci è andato davvero studiando, leggendo e fondamentalmente stando a casa sua nel suo tinello o salotto che fosse e scrivendo, appunto, come dicevo prima, compulsivamente. Questo era interessante anche dare un'occhiata al romanzo coloniale proprio in questa prospettiva, quindi in prospettiva tutta italiana. Questa seconda parte l'ho dedicata a lui, inframmezzando altre considerazioni che ho fatto, come adesso ho fatto anche nella prima. Dopodiché si trattava di capire qual è stato l'apporto tecnologico del colonialismo, notevole naturalmente, perché l'Europa era già tecnologicamente avanzatissima dopo la metà dell'Ottocento e quindi lo sarebbe diventata poi anche nella prima metà del Novecento e a salire, ma in quel periodo c'era già in atto una sorta di, anzi senza sorta, una globalizzazione che non ha niente del mondo, che non ha niente da invidiare a quella che normalmente ci raccontano essere questa negli ultimi 30-40 anni. C'era già stata una. È vero che oggi c'è internet, ma è vero che all'epoca c'era il telegrafo. Le reti telegrafiche, principalmente in proprietà degli inglesi, credo l'80-85%, avevano già in qualche modo colonizzato il mondo e reso la comunicazione molto più agile, e molto più rapida, a partire proprio dagli ultimi 20-25 anni dell'Ottocento. E siccome mi sono occupato a lungo anche di telegrafi, di storia della comunicazione, avevo pensato di proporre di vedere un po' il telegrafo nelle colonie. Poi mi è venuto in mente che in realtà la macchina per eccellenza della tecnologia europea, quella che fa la differenza spesso nelle comunicazioni, dunque nei viaggi e anche negli spostamenti, è il treno. E quindi ho pensato di parlare del treno. Poi, ti giuro che non mi ricordo come, sono incappato nelle vicende africane del Congo francese, che era, come dire, confinante con il famoso Stato Libero del Congo di Leopoldo II, e lì ho incontrato questa tragica vicenda della ferrovia Congo-Oceano, che doveva partire da Brazzaville, capitale del Congo francese, e andare sul mare, quindi sull'Oceano Atlantico, in questo posto improbabile che all'epoca aveva se no un paio di capanne di pescatori, probabilmente, che si chiama Point Noir, e che adesso esiste ancora e è diventato anche una località piuttosto conosciuta, insomma è molto interessante dal punto di vista turistico. Ci sono 512 km da tirare per posare i binari e dunque, secondo il più tragico stile colonialista, l'operazione, quando si decide di farla, viene fatta utilizzando manodopera locale, cioè schiavi sostanzialmente, e per stendere 512 km di binari con annessi e connessi, dovendo anche scavalcare il massiccio del Mayombe, che credo sia 800-900 metri, ne muoiono 23.000 stima per difesa. Quindi annullano completamente un territorio, annullano la popolazione del territorio, interi villaggi vengono evidentemente sacrificati alla logica della tecnologia, esattamente come i coloni degli Stati Uniti poi terrorizzavano le popolazioni indiane, terrorizzavano fino a un certo punto, gli indiani erano un po' molto più bellicosi, con la presenza del treno, come si ricava da molte testimonianze, no? La macchina a vapore che sferraglia e che porta con sé principalmente soldati, diciamo chiaramente, e poi anche viaggiatori e naturalmente merci. Questa della Congo-Oceano è veramente una vicenda emblematica e tragica di quello che è stato il colonialismo, in particolare francese, che ha dato un contributo terribile quanto presenza intrusiva e annullamento di intere identità. Quindi la popolazione del luogo viene sostanzialmente distrutta.
c'è un investimento economico stratosfericamente alto. La questione della Congo Oceano, come si ricava dai documenti che ho visto in originale, che si trovano su archive.org, chiedo scusa perché è un'altra cosa, che si trovano nel sito della Biblioteca Nazionale Francese, ci sono documenti scannerizzati di straordinario interesse. La vicenda assume un ruolo abbastanza interessante anche nell'opinione pubblica internazionale e nella politica francese, per cui in Parlamento in Francia ci litigano per diverso tempo. No, il risultato è quello che bisognava assolutamente estendere quei binari, anche per dimostrare alle altre potenze coloniali e in particolare ai belgi che la Francia aveva un suo ruolo e che anzi quel bacino, quella zona, quell'area geografica poteva trarre dei grossi vantaggi, tutti potevano trarre dei grossi vantaggi dal fatto di collegare Brazzaville al mare, e quindi poi Brazzaville oltretutto attraverso le vecchie vie carboniere poteva mettere in contatto anche quella parte del Congo francese con il resto delle colonie francesi. All'epoca la Francia fa una cosa e l'altra, quindi a partire dall'Algeria, dalla Tunisia a scendere, aveva, se non sbaglio, 2 milioni di chilometri quadrati di territorio occupato all'agricoltura. La parte desertica non l'hanno mai occupata, ma la sentivano loro come cosa. Per i francesi era ciò che avevano occupato, era tutto loro, punto e basta. Credo che abbia descritto, adesso aspetto tue domande e considerazioni. Sei stato così esaustivo che potrei anche non fare più domande, hai spiegato molto bene. No, vorrei fare alcune riflessioni. La prima riflessione è proprio sul colonialismo, che noi adesso lo vediamo in maniera negativa, capiamo gli eccessi che ci sono stati, le violenze che ha portato, però le cose vanno purtroppo rapportate, ovviamente anche rapportate al periodo, agli anni in cui il fenomeno si è svolto e si è verificato. L'Europa fino alla prima guerra mondiale forse, si considerava con arroganza e con supponenza il posto più alto del mondo, cioè il cuore del mondo. L'Europa credeva che fosse davvero capo di mondi, che tutto quanto le fosse dovuto e le appartenesse. Quindi il colonialismo per una certa fascia di popolazione, anche per un certo livello culturale, non era una azione di conquista e di appropriazione, ma era quasi considerata un'azione di civilizzazione. Non a caso, assieme ai conquistatori e agli eserciti, arrivavano anche i missionari, arrivavano anche i sacerdoti, perché un'altra violenza che è stata fatta nei secoli dall'Europa è stata quella di portare la propria lingua, le proprie lingue, quindi tutta l'Africa, in tutta l'Africa si parla francese, spagnolo, portoghese, perché erano loro che comandavano e quindi gli indigeni dovevano adeguarsi alla lingua che veniva imposta loro. E così anche la religione. Arrivavano i soldati che facevano strage, poi arrivavano i sacerdoti, i missionari che convertivano. E questo adesso con gli occhi di oggi lo vediamo come una forma assolutamente di ingerenza, di violenza, di sopruso, ma una volta era diverso. Questo lo dico perché nel tuo libro a un certo punto c'è un dato che mi ha scioccato. Tu dici che nel 1914, vado a memoria per adesso che mi sbaglio, l'84% del mondo, delle terre emerse, erano in qualche modo o colonie o protettorati o sotto l'influenza dell'Europa. In pratica l'Europa aveva conquistato tutto il mondo, però non aveva portato niente, cioè non è che avesse portato la cultura, l'educazione, le forme di evoluzione, aveva soltanto sottratto, aveva soltanto saccheggiato, portandosi via tutte le materie prime, e poi se ne parla poco, ma ricordiamoci l'ignobile epopea, anche se il termine è un po' usato in maniera più spregiativa, dello schiavismo. Pensate a quanti milioni di africani sono stati presi, catturati e fatti salire sulle navi e portati in Europa o in America per diventare schiavi, o addirittura
soprattutto in America, ma anche in parte in Europa, cioè in Francia e in Inghilterra non è che non avessero anche della forza lavoro che era assimilabile agli schiavi. Ecco, tutto questo è avvenuto e l'Europa all'epoca, gli europei erano in faccia, anzi si sentivano fieri che avessero fatto questo. Ora, tutto questo, Mario, alla luce di quello che è venuto dopo, non è forse anche questa la causa di ciò che accade oggi in Africa? Non è questo il prezzo che stiamo pagando giustamente per quello che abbiamo fatto e che le invasioni dei poveri africani che arrivano da noi non sono che un piccolo tentativo di riscatto loro che noi ancora una volta stiamo invece respingendo e stiamo violentando? È esattamente così. Adesso ti faccio delle osservazioni veloci dal punto di vista storiografico. Allora, prima c'è una fase di espansione che comincia con i portoghesi, se vuoi. Il periodo di cui mi occupo io è il periodo dell'Europa imperialista che non ha molta voglia di perdere tempo e che deve andare a conquistare, cioè a prelevare quanto più possibile materie prime che servono proprio per continuare ad alimentare l'industria che in quegli anni, cioè tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, raggiunge livelli altissimi di produzione. Quindi è un problema di mercati soprattutto, no? Bisogna cercare di saccheggiare e soprattutto, siccome la produzione di merci a un certo punto diventa in qualche modo incontrollabile, era meglio creare circuiti internazionali all'interno dei quali poi far girare le merci in qualche modo. C'è anche questa necessità che è strettamente economica, quindi quella fase lì è stata la fase peggiore. È la fase in cui l'Europa, la vecchia Europa, parlo del vecchio continente, è assolutamente tecnologicamente in una fase avanzatissima. Per questo vi citavo prima il telegrafo, il treno, ma non soltanto, cioè ci sono grandi invenzioni all'epoca che non c'erano state prima. Vi faccio un esempio proprio banalissimo. Le carni che venivano portate in giro per il mondo nelle famose botti, come si chiama nel film, con il sale, no? A un certo punto vengono ricoverate nelle celle frigorifere delle navi. Le navi non sono più a vela, sono a vapore e poi ci sono le turbine diesel. Cioè, quindi quel mondo lì si sta sviluppando in maniera vertiginosa e ha bisogno di uscire da se stesso, era già uscito per consolidare la propria conquista. L'esercito è molto più dinamico, c'è possibilità anche dal punto di vista di armamenti di essere in grado di sconfiggere praticamente tutti, specialmente popolazioni che non sono in grado di avere in mano se non lanci, scudi e poco altro, e quindi questa fase qui è il culmine dell'espansione colonialista. E anche il culmine dell'espansione colonialista dal punto di vista politico, tant'è che poi a partire dal 1950, cioè diciamo dalla seconda metà del Novecento, per come la vedo io non si assiste affatto a una fase di decolonizzazione come molti storici hanno ricordato fino alla nausea. Non c'è mai stata una decolonizzazione, c'è stato casomai un neocolonialismo. Questa fase che stiamo vivendo è una fase di neocolonialismo, però è una fase che è cominciata da 70 anni fa. È vero che ci sono movimenti di liberazione che lasciano un'impronta in termini di qualche misura. Cuba, per esempio, non è che si possa fare meno di pensare che Castro e Che Guevara qualcosa hanno fatto, insomma, voglio dire, quindi creando una situazione tra l'altro di squilibrio, ma è una delle poche. In altre aree si è trattato di sostituire la classe dirigente coloniale che si ritira in qualche modo con una classe dirigente locale che normalmente ha studiato nelle università d'Europa, quindi Londra, Parigi, Berlino, e che poi nel tempo è già instabile e continua a creare instabilità. Quindi, se posso dire un'altra cosa che è un po' più di carattere forse teorico, ma neanche tanto antropologico, se volete, qui c'è un problema di identità. Gli europei quello che fanno è appropriarsi, se possono, dell'identità del nativo per farlo diventare un europeo almeno nella testa in qualche modo. Quindi cancellano le tradizioni locali fin dove possono e soprattutto impongono, e questo è fondamentale, un registro linguistico che non è quello dei nativi, ma che è l'inglese piuttosto che il francese, no? Piuttosto che anche l'italiano, se vuoi, con quelle poche corbellerie che sono stati in grado di fare prima la destra e la sinistra storica di
fine 800, inizio 900 e poi naturalmente il fascismo. Ma è proprio questo, infatti Franz Fanon, famosissimo psichiatra molto giovane, autore di Renate della Terra, ma anche di maschere di pelli bianche e maschere nere, vabbè, comunque, che è un testo di cui si parla meno e si parla poco perché entra più nello specifico. Renate della Terra resta l'opera capitale, però altre cose ha scritto, racconta proprio di questo, cioè dell'imposizione della maschera bianca sulla pelle nera, quindi delle espropriazioni degli identità. Quelli che oggi, generazione dopo generazione, sono al governo lì, lo sono con aiuto, cioè, quindi con un debito ancora aperto nei confronti degli europei e soprattutto in una condizione culturale che non è chiara, che è ibrida, che è ambigua, che è scivolosa. E quindi in questa fase neocoloniale poi apprezzabili, lo dico ironicamente, sono le conseguenze che vediamo tutti i giorni. Quindi anche l'instabilità politica, che poi è diventata anche instabilità militare naturalmente, oltre che culturale, che vedete adesso, che vediamo adesso in certe parti del mondo, genera il fenomeno naturalmente dell'immigrazione, ovvero sia della fuga, no? Stiamo parlando dell'Africa, vorrei che ci spostassimo un attimo nel Medio Oriente, voglio dire, pensate soltanto alla questione dell'Afghanistan, ai curdi, no, a tutto ciò che è instabilità creata dalle politiche o dalle strategie dispiegate nel corso del tempo da Inghilterra e Francia quando potevano permetterselo, no? Perché adesso li vediamo come alcuni simpatici signori, pensate a Macron e con Lady Macron, hanno aspettato loro il primo ministro inglese, non sembra europei che gestiscono con grande sobrietà, no, i loro rapporti internazionali. Oggi che sono deboli sembrano così, un tempo non lo erano, c'erano molto più presenti anche dal punto di vista dell'intrusività coloniale. Quindi sono d'accordo con te, questa è la fase. Oggi stiamo vedendo le conseguenze di ciò che è successo almeno 100 anni fa, insomma, a partire da almeno 100-120. Una volta la colonizzazione si faceva con le armi, uccidendo gli oppositori e imponendosi con la forza. Adesso, secondo me, la colonizzazione è quella che dicevi prima, il neocolonialismo che c'è in atto adesso, è molto più subdolo, perché è un colonialismo che usa come arma il denaro e quindi la corruzione. Non a caso in Africa, se restiamo in Africa, i governi stabili sono molto pochi. Adesso vediamo la Tunisia, ci stiamo preoccupando noi europei di aiutarli economicamente, non perché siamo diventati economicamente buoni, ma perché abbiamo paura che arrivi un'altra ondata, se coprono tutti in Tunisia, un'altra ondata di immigrati da quel paese lì. Ecco, questa colonizzazione economica, secondo te, fa meno morti, ma forse fa più danni? Guarda, c'è stata sempre, sì, c'è stata sempre una colonizzazione economica, cioè, allora abbiamo una posizione della storia, purtroppo, visto che si fa poca storia anche nelle scuole, voglio dire, quando si fa magari non si fa neanche bene, non è che l'Accademia brilli, comunque è sempre stata una questione di grande preoccupazione, se ci pensi. Le economie europee, specie a fine 800, fondano la loro stabilità anche sulla presenza, sulla possibilità di ottenere in modo praticamente gratuito materie prime che ovviamente innescano un circuito produttivo tutto a favore degli europei. Quindi questo è quello che succede. Oggi lavorano di più sulla questione economica perché non hanno più bisogno di esercitare quella forza e quella, come dire, intrusività militare che utilizzavano una volta. Semplicemente che poi le cose nel tempo naturalmente sono cambiate. Si è modificato l'assetto internazionale, adesso vi devo mostrare un paio d'ore, si è modificato, gli Stati Uniti non sono più ciò che sono stati nel Novecento, che è stato chiamato da qualcuno molto correttamente il secolo americano, le cose sono cambiate, gli assi dell'economia anche internazionale si spostano, naturalmente. Però oggi il problema c'è,
cioè, ed è la storia, fra virgolette, non vorrei sembrare la storia che ci ricorda come masse di persone, voglio dire, oggi che non appartengono più al contesto culturale e coloniale che abbiamo fatto fino ad oggi, però si spostano e diventano forza lavoro in qualche modo, perché l'indicazione di massima è sempre quella, cioè l'atteggiamento, no, la politica anche economica soprattutto, va in quella direzione e sono 150 anni che mi progresso. Quindi l'epoca che viviamo oggi è in realtà ha un'origine non così distante nel tempo come molto spesso tentano di farsi credere, ma ha inizio a fine 800, quando appunto politica, economia e anche cultura si incardinano, nel modo che abbiamo detto, nella cultura europea. Cosa resta oggi dell'Europa? Direi molto poco, perché la vecchia Europa è un po' scivolosa come concetto, no? Se soltanto pensi a cosa rappresenta la Cina, ma anche a cosa rappresenta l'India. È stato uno dei primi esperimenti lucidissimi dal punto di vista delle comunicazioni, quando hanno steso quelle reti telegrafiche, che oggi non sono più telegrafiche, ma sono come virtuali satellitari o attraverso cavo di fibra ottica, però come dire, il significato forse alla fine, al di là della differenza nel mezzo tecnologico, potrebbe essere lo stesso. Vedo già che c'è una domanda, allora prego. Io volevo solo dire che a me ha fatto un grande piacere quando proprio sono entrata, il signore ha menzionato il nome Joseph Conrad, e Joseph Conrad, il pieno cognome suo è Joseph, il suo cognome è proprio Joseph Conrad Korzeniowski, e io leggevo i suoi libri quando ero alla scuola al liceo, perché lui era metà polacco e metà inglese, e penso a te che questo uomo fino a 20 anni non era neanche capace a parlare inglese bene, e dopo è diventato uno scrittore e ha scritto questo libro che in inglese ha titolo The Heart of Darkness, non lo so come lo dite in italiano, grazie, è proprio del colonialismo. E questo libro in Polonia è stato usato per paragonare il sistema, il comunismo, perché lei anche ha menzionato Cuba, io sono polacca, quindi ho vissuto questa realtà, e si usava proprio questo, tutti dovevamo studiare questo libro, The Heart of Darkness, per essere consapevoli cosa significa il sistema totalitario e cosa significa la violenza e sfruttare le altre persone che sono più deboli. Quindi mi ha fatto piacere che l'ho sentito, perché da 30 anni non ho sentito questo nome. Grazie. Mario? Puoi venire? Subito Dopo. Fermo parlare, Cristian Barbara, sì, dopo può parlare. Poco però. Può parlare. E allora, prima non so se c'era ho citato Conrad perché come Logic Casement è, questa è una definizione di Lewis Pratt, è un hyphenated man, cioè è un uomo col doppio, cioè non è solo polacco, è anche inglese, non è solo inglese, è anche polacco. Questa contraddizione è interessante quando si parla degli occidentali. Allora, Conrad scrive un libro che è passato alla storia, che è fondamentale. Trovo che anche altri abbiano scritto cose così interessanti. Devo dire la verità, Conrad mi è meno simpatico degli altri, perché nei confronti di Roger Casement ha avuto un atteggiamento che non mi è piaciuto. Nel senso che l'ha condannato a un certo punto, quando Casement è stato, aveva poche possibilità di sfuggire all'impiccagione, anche Conrad gli volta le spalle, insomma tutti quegli intellettuali, nonostante fossero stati avessero denunciato con così grande forza i crimini di qua e di là, alla fine lo mollano sostanzialmente, e quindi prendono una decisione, cioè che è quella di dire che tutto sommato è considerato anche lui aveva sbagliato troppo Casement, mentre non aveva affatto sbagliato, aveva preso una posizione da hyphenate man. A un certo punto si scopre irlandese, si scopre che lui è di origine irlandese, decide
di andare contro il governo di Sua Maestà, che pure l'aveva fatto diventare un grande diplomatico, fino al punto di tradire e quindi essere impiccato. Quindi la figura di Giorgio Cola è fondamentale ma abbastanza controversa secondo me. Dal punto di vista del romanzo e della tecnica narrativa, naturalmente lì dobbiamo dargli tutto il merito che ha, anche perché i caratteri così introspettivi dei suoi personaggi raccontano quest'Africa malinconica, soggiogata, ma altrettanto bella, e questo però è un altro degli stereotipi che vengono consegnati agli europei, cioè di quest'Africa martoriata pure straordinariamente bella. Io trovo che sia stata più martoriata che bella, comunque ognuno, per carità, l'interpretazione, mi prendo la mia, ecco, in qualche modo. Mario, una cosa al volo, da amico, la tua ricerca storiografica immagino che abbia abbracciato più fonti, ma ti chiedo, esclusivamente di autori europei o anche locali africani? Vivo la mia europeità con tutte le mie contraddizioni, sono un maschio bianco europeo e quindi ho lavorato sul materiale che ho potuto lavorare, su quale ho potuto lavorare anche con una certa solerzia e anche con una certa facilità in qualche modo. No, naturalmente, se fossi uno studioso perfetto probabilmente non ci vedremo domattina e sarei in qualche università straniera a insegnare anche storia dell'Africa. No, è un limite. Cioè, la mia, ottima domanda, ti ringrazio, la mia stessa prospettiva è una prospettiva di indagine critica, però a partire da ciò che sono io come europeo in qualche modo. Ho detto maschio bianco perché colgo l'occasione anche per dire che il problema degli europei è, allora, la cultura europea è centrata su tre principi chiave che sono, faccio una provocazione, sono il patriarcato, il colonialismo e naturalmente il capitalismo come forma unica di mercato che regola gli scambi di produzione anche fra di noi banalmente. Il maschio bianco e non la femmina bianca sono quelli che vanno a conquistare il mondo, con le conseguenze che chiudo il risposto dicendoti che effettivamente c'è tutta una letteratura africana da leggere, possibilmente nella lingua che fosse in traduzione, ma già la traduzione crea un problema di rilasciamento culturale perché i termini possono non corrispondere, ci sono questioni che tu sai meglio. C'è una narrativa perfino di fantascienza che oggi viene in qualche modo gestita, no? Scritta, rappresentata da culture che non sono occidentali, ed è su quelle culture che bisogna lavorare e creare apprendimento specificamente su queste esperienze che sono totalmente al di fuori della percezione europea del mondo, che ha i limiti che vi ho segnato adesso. Questo non c'è, specialmente il registro linguistico è fondamentale. Anche la prospettiva. Assolutamente sì, certo. Nel senso che per esempio a me è capitato di viaggiare verso la Spagna, il Portogallo, è un esempio stupido, perché noi studiamo per esempio, non so, Cristoforo Colombo come un italiano, mentre ad esempio in Portogallo dicono che è spagnolo e anche in Spagna dicono che è spagnolo. Pensa che non ci siamo messi d'accordo neanche noi in generale, neanche sulla figura di Cristoforo Colombo, pensa a tutto il resto. Quali ambiguità piuttosto scivolose crea tutta questa ricostruzione storica, fatta storica ma non solo, narrativa, psicologia, antropologia, sociologia, quando è fatta a partire dal pensiero unico europeo, che è quello che poi ci ha condannato tutto sommato in Occidente, si vede molto bene adesso, quindi siamo terrorizzati dal fatto di essere contaminati, quando per primi volevamo, e ci abbiamo anche fatto in parte, contaminato altre identità e altre culture per cancellarle, perché veniva più semplice imporre, cioè
far mettere la maschera bianca piuttosto che ragionare sull'alterità e sulla differenza. L'altro va condannato perché è altro, se diventa me bene, e se no deve farsene ragioni perché non ha. Rimango su questo filone, quindi sulle domande, dopo su questo filone, sulle domande anche un po' che ti mettono soprattutto. Maschio bianco, perché nel libro citi quasi sempre autori uomini e non donne? Perché non ho avuto il tempo di scrivere la parte che ho dovuto scrivere, a un certo punto ho chiuso il saggio e ho l'unico personaggio femminile al quale dedico una certa attenzione è Suzanne Lucy, che è la moglie, che è stata per 25 anni la moglie, adesso perché mi viene in mente sul colonialismo di Aimé Césaire. Anche lei è ampiamente sottovalutata, suo marito è diventato famosissimo per il discorso sul colonialismo e per essere stato naturalmente un grande intellettuale. Lei è stata una grande intellettuale, se ne parla meno, era della Martinica, anche lei, Antillani, e lei certo aveva un approccio in quanto donna alla questione dell'identità decisamente più interessante forse anche di quella di suo marito. Delle donne ho parlato a volo d'uccello forse e troppo poco, avrei dovuto dedicare una parte specificamente a quelle poche donne che tra 800 e 900 hanno girato per il mondo portando il loro contributo certamente diverso dal contributo quello che negli Stati Uniti chiamano WASP, cioè White Anglo-Saxon Protestant. Non è protestant in caso nostro, ma cattolic, probabilmente comunque stiamo parlando della stessa tipologia di uomo, quindi con una cultura fortemente patriarcale, fortemente autoritaria e con un impatto specifico, che è quella della cosiddetta civiltà europea, alla quale si può contrapporre, come osservava Chris correttamente, il completamente diverso, tutt'altro, rappresentato da altre culture medio orientali, africane e vicine. Vedo che c'è interesse anche domande da Rio. Vedo che in fondo Silvia mi piace fare la valletta. Vittorio. Buonasera. Mi sembra di cogliere che sia un atteggiamento critico nei confronti della cultura occidentale. Confermate sì, questo. Però ecco, alcune contraddizioni mi permetto di segnalarle. Quando uno dice che l'Europa si arrogava di tenersi in capo il mondo, subito dopo si dice che l'84% della superficie terrestre era controllata dall'Europa, non è che si arrogava, era giusto dall'altro essere preso, quindi era, perché il capo comune deriva da un altro impero che non è che si arrogava, era giusto, era Roma, giusto. E anche da questo punto di vista, anche la questione linguistica, come una violenza fatta nei confronti delle popolazioni. Può essere vero, però allora la Spagna potrebbe dedicare una violenza ricevuta anche la Francia perché siamo neolatini. Io credo che da un punto di vista morale personale condivido le vostre posizioni, però da un punto di vista storico, io è quello che le chiedo. Lei ha degli esempi di civiltà, già in questi anni, anche se forse è un po' esagerato, che nelle condizioni di poter espandersi e trarre profitto da un vantaggio o militare o tecnologico che aveva, quindi non faccia come risposta ad esempio del piccolo isola polinesiana, ecco, una potenza che nella storia abbia avuto invece, non abbia esercitato questa potenza o l'abbia esercitata a solo fine di bene nei confronti degli altri, quindi una popolazione che ad esempio molto potente ma che non abbia sfruttato le ricchezze del paese che andava a colonizzare
o che non abbia voluto parlare la propria lingua ma ha imparato l'africano, perché capisce, cioè nel senso che bisogna, cioè, per condannare l'Occidente, tout court, bisognerebbe fare un esempio di un'altra civiltà che invece si è comportata meglio. Grazie per la domanda. Francamente no, cioè nel senso che è proprio il rilievo storiografico che mi consente di raccontarle, cioè di proporle come sono andati i fatti, poi lei può verificarlo naturalmente, e di dire che comunque tutto quello che ha detto è corretto, nel senso che non c'è civiltà dai romani, a partire da quella greca forse, e anche se vuole romana, che non abbia esercitato violenza, ma questo non giustifica il principio della violenza. Io questo sto raccontando. Dal punto di vista storico, sì certo, no, ma io non giudico, no, io non giudico, allora, mi metto dal punto di vista dello specialista, le ho proposto dei fatti, una ricostruzione basata su fonti che si possono trovare, dopodiché è il lettore che decide cosa lo fa. Se mi chiede però che cosa penso che sia ingiustificabile. Cioè che una civiltà, sto parlando di quella europea in questo caso, poi possiamo andare dove vuole lei, perché non è che neanche i cinesi abbiano fatto cose meravigliose, neanche perfetto, ma questo è un principio di relativizzazione che non giustifica il fatto che quelle violenze siano state compiute e che la cultura europea, anche quella d'oggi, si fonda su questi tre cardini di cui parlavo prima. La penso come lei dal punto di vista etico, che possa esprimere questi concetti. Cioè noi, anche se non siamo riusciti in gran parte a fare, diciamo, solo cose positive, ma ne abbiamo fatte tantissime di negative. Però a differenza di altri posti, questo dibattito all'interno del mondo occidentale c'è, negli altri posti manco questo. Sì, non so quali altri posti, però sicuramente in Cina, Sud America. Questo però non giustifica il fatto in sé, cioè vuol dire una cultura della violenza resta sempre una cultura della violenza, quindi io mi oppongo, poi lei no, non c'è problema. Io mi oppongo anch'io, ma mi oppongo anche a quella domestica, perché non è che... No, attenzione, ho capito. No, ma non so, ho capito perché... Allora, adesso sarebbe interessante che facessimo una chiacchierata, non possiamo, sul sistema di potere occidentale, il quale prevede al suo interno anche la possibilità di quella che lei chiama critica, ma è certo, perché nella rimodulazione continua del sistema è meglio lasciar parlare piuttosto che non lasciar parlare, quindi anche questo, certo che possiamo fare questo dibattito. No, io constato che ne parliamo, ma che le cose vanno in una direzione, perché il sistema di potere funziona con questa direzione vettoriale. Invece sì, però comunque benissimo, restiamo di pareri diversi. Magari dopo proseguite bevendo una birra al dialogo, perché sennò diventa troppo un botta e risposta. Comunque secondo me il fatto che si tenga sempre in qualche modo a prevaricare e imporre la propria forza, il proprio pensiero è un dato di fatto, cioè, non è che sia come sono d'accordo con lei, perché prima parlavo degli africani che sono stati catturati come schiavi, però possiamo anche dire che molti di quegli africani appartenevano a tribù che a loro volta, quando combattevano, catturavano altri africani e li trattavano come schiavi. Questo però porterebbe un discorso molto più ampio sull'uomo, su una certa forma di oppressione che l'uomo tende a fare nei confronti dei propri simili, ma certo che però io penso un'altra cosa, che più si progredisce nel livello culturale, nel livello di educazione, e più si dovrebbero trovare gli anticorpi per ridurre questo, cosa che peraltro in Europa avviene. Comunque chiudo e faccio parlare il mio amico Gigi Viziato che vuole fare una domanda. Sì, sarò breve. Allora, primo un mio pensiero. Accennava Vittorio ai missionari.
secondo me forse il più invasivo modo di colonizzare è stato quello dei missionari, perché non portavano sfruttamento economico eccetera, ma iniettavano su persone che avevano un loro credo, cioè credevano nel sole, nella natura, hanno portato una religione che portava un Dio che giudicava e che puniva o che premiava. Questo inserire una religione fatta in questi termini è stato, secondo me, estremamente invasivo e letale per certe popolazioni, o chiamiamole tribù, che avevano tutt'altre religioni proprie e legittime. Due domande più tecniche. Possiamo dire che Venezia è stata una apripista nel fatto del colonialismo? E seconda cosa, mi è sfuggita la seconda domanda, chiedo scusa. Fermiamoci qua, Venezia ha fatto da apripista al colonialismo? Gigi trova sempre il modo per colpire Venezia la gomma e Serino. No, va bene, ho capito benissimo, serissimo. Sì, cioè io condivido completamente questa idea della Serenissima come questa grande potenza detto all'interno della quale tutto funzionava meravigliosamente bene. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male, sì, certo, come tutti i pirati sapevano conquistare senza pensarci troppo. E anche Venezia è andata per affari, per sì, assolutamente, certo, in un raggio, in un territorio, in una zona del mondo molto, molto più ristretta e con i mezzi che avevano all'epoca, ma certamente sì, c'è sempre l'idea dell'espansione, della conquista e del poter trovare altre occasioni per verificare i commerci, per esempio, in questo caso, non tanto per le materie prime, quanto per avere una rete commerciale, voglio dire, quanto più efficace possibile. Questo sì, per Venezia, certamente. Sul ruolo dei missionari hanno fatto da presidio molto spesso. Trovo che la conquista vera sia stata realizzata in altro modo, cioè con l'occupazione militare, direi. Però il fenomeno del portare il proprio credo a questi popoli senza Dio e che dovevano essere, come dire, inseriti nel contesto religioso corretto, è un'idea che c'è stata. I missionari hanno aiutato molto, in un senso e anche nell'altro, perché molto spesso hanno reagito contro i soprusi che vedevano. Non sempre, però c'è in quel periodo lì, ma anche precedentemente, c'è tutta una storia che è stata scritta dello spostamento per mare e per terra dei missionari che naturalmente si insediavano. Sono state le prime colonie di insediamento sul Vomero, poi sono arrivati i coloni veri e propri, come oggi d'altra parte, che hanno occupato stabilmente il territorio e quindi portato il modo di vita europeo dei paesi di provenienza direttamente nel territorio occupato, quasi sempre illegittimamente, anzi sempre illegittimamente. Bene, credo che si debba arrivare alla conclusione perché abbiamo fatto abbastanza tardi, ma evidentemente perché l'interesse c'era. Questo libro, che vi consiglio di leggere, aiuta un po' ad aprirci l'orizzonte, ma soprattutto ci interroga su tante cose, dà delle risposte, ma non sono risposte esaustive, perché sono risposte che possono essere implementate, che possono essere anche modificate. Certo, il merito di Mario con questo libro è quello di aver aperto un po' gli occhi su un'epoca importante della nostra storia come Europa, ma un'epoca della quale non si deve essere troppo orgogliosi. Prima di chiudere vorrei chiederti anch'io una cosa, Mario. Volevo fare un preambolo un po' più lungo, ma vado diretta al sodo. Ci parli di Salgari appunto nel tuo libro, ce l'hai detto bene prima,
dici che praticamente un autore che è stato letto fino alla tua generazione in pratica, no? Dici nel libro come se i più giovani non avessero, secondo te non hanno letto, non hanno affrontato le avventure di Salgari come abbiamo fatto noi un po' più vecchietti. Ti chiedo quindi cosa c'era che esercitava un certo fascino su quelli di una certa età e adesso cosa manca ai giovani che non trovano, o se hai un autore che tu pensi che adesso possa essere il corrispettivo di Salgari. Non c'è. Io credo negli anni, allora, a partire dal fine del Novecento fino agli anni 50-60 l'assenza totale di telefonini e televisione, e quindi evidentemente si puntava molto di più sui libri di fiabe e poi nel tempo sui fumetti e poi anche sui libri di Salgari, che già io ho letto meno di quanto fosse successo alle generazioni precedenti. Quindi per forza che oggi si legge molto meno, e quindi figurati se c'è l'interesse a spingersi insieme con Salgari all'attacco delle famose guarnigioni inglesi che io attaccavo sul divano di casa, se non ricordo male. E quindi penso che la ragione sostanzialmente sia questa, una disattenzione generale alla lettura, e anche probabilmente l'editoria che non direi proprio no, che non ripropone correttamente la lettura. Poi tra l'altro, sai, i libri di Salgari, come mi spiegava sempre, sono stati variamente pubblicati e variamente rimaneggiati. Per esempio mi sono accorto della versione che io del Corsello Nero, che mia mamma ha conservato e mia mamma conserva ovviamente, non è quella originale, cioè ci sono state anche riduzioni fatte per bambini, per ragazzi, che è stato ampiamente manipolato. Lui ha scritto veramente romanzi alla Conrad, intendo dire, con grandi introspezioni sui personaggi, descrizioni straordinarie, scenari che cambiava continuamente a seconda di dove volgevo lo sguardo, quindi è stato molto interessante, e nel tempo appunto poi alla sua letteratura è successo anche questo. Questi credo che siano i motivi. E poi l'epoca di oggi, voglio dire, non mi pare che anche come suggerisca letture, no. Ok, era giusto per capire se più o meno la stessa cosa pensavo io, pensavi anche tu, insomma. Morto da poco, ma questo è ancora una nicchia secondo me. Valerio De Evangelisti è stato un grande scrittore di divulgatore da questo punto di vista, forse lui può assomigliare. Allora stiamo parlando di un contesto anche completamente diverso, anche il modo di scrivere di un italiano più o meno acculturato di fine Ottocento, con tutta una sua visione del mondo, maniaco della bicicletta e con una storia familiare molto complessa in un contesto culturale di quel genere, dà una rappresentazione del mondo. Altri autori contemporanei vivono in una realtà, non è neanche una cosa banale. Ok, no, volevo giusto alleggerire anche un po' la tensione e parlare di qualcosa di un pochino più anche comprensibile alla portata di tutti, senza particolari conoscenze storiche e tecniche sui viaggi coloniali. Comunque è stata una bellissima presentazione, ti ringrazio di averci dato il tuo punto di vista, le tue spiegazioni, ringrazio Vittorio ovviamente sempre per l'egregia presentazione, moderazione dell'incontro, ringrazio tutti i partecipanti ovviamente, sia quelli presenti qui a Grand Central sia quelli che ci seguono da casa nella diretta streaming. Ricordo che per chi fosse interessato all'acquisto del libro abbiamo delle copie disponibili, quindi potete rivolgervi a me adesso alla fine della presentazione, ed essendo anche, come dicevo prima, l'ultima serata, mi soffermo un attimo a fare dei ringraziamenti particolari, che sono a Giovanni sicuramente, titolare del Grand Central, adesso impegnato con i suoi clienti, non può portarvi personalmente i suoi saluti e i suoi ringraziamenti, lo faccio io da parte sua. Vi ringraziamo per essere qui, per sceglierci ogni mercoledì. È bello vedere che molti di voi ritornano ogni settimana,
anche se non possono tutte le settimane, comunque a fasi alterne li rivedo, quindi è veramente un grande piacere. Ringrazio l'associazione Judo Kwai, che è la mia, tra virgolette, che sostiene in qualche modo il festival. Ringrazio l'associazione Mestre Mia, che con la sua presenza ormai immancabile ci consente di arrivare anche a casa delle persone, quelle che non possono essere fisicamente presenti qui. Ringrazio veramente tutti del supporto, del sostegno, dell'interesse, della curiosità e vi do appuntamento al 30 agosto quando ci sarà la ripresa, la seconda parte del Grand Central Literary Festival. Grazie a tutti, di nuovo grazie Mario, grazie Vittorio.